A parte le due sorelle Casula, la gente di Quirra e Villa Puzzo non gradisce parlare della questione, almeno non davanti alla telecamera. Conosce della gente che è malata di leucemia o di tumore? No, lui prima diceva appunto questi 3 pastori che sono morti. Sì, no, uno è morto. Uno è morto. Cioè veramente uno che molti lavoravano lì alla base e gli altri sono malati ma facevano i pastori. Non voglio grana. Io ho un familiare con una malattia al sistema emolinfatico e all'ospedale dove l'accompagnavano mi hanno detto che dal nostro territorio arrivano troppe persone con queste malattie. E posso soltanto chiederti l'ospedale dov'era? L'oncologico. Di quale città? Cagliari. Gli oncologi di Cagliari sanno benissimo che il numero dei tumori del sistema linfatico di Villa Puzzo e dintorni è fuori ogni norma. E da quanti anni lo sanno? Ma questo penso che si sappia già da 5-6 anni a questa parte. Quando il caso di Quirra è diventato di pubblico dominio grazie alla stampa locale, si è attivata l'azienda sanitaria di competenza e ha trovato l'arsenico nell'acqua. Sicuramente l'arsenico può dare delle forme, in determinate concentrazioni, può dare delle forme tumorali, come no? Lo può dare sì. E mi meraviglio come mai la ASL e l'igiene pubblica non sapesse che tutto il Salto di Quirra è una miniera di arsenico, quindi è una zona ricchissima di arsenico. Arsenico che oltretutto nei secoli in zona non ha dato mai nessunissimo dispiacere. In molti hanno pensato che l'arsenico fosse una scusa, infatti le analisi del comune mostravano quantità di arsenico nella norma. A questo punto l'ASL ha dovuto fare ulteriori indagini. Abbiamo fatto un'indagine epidemiologica e dobbiamo dire che lo sviluppo per tumori emolinfatici non sono assolutamente così rilevanti come è stato detto. Il dato dell'incidenza dei tumori non è fuori dalla norma se rapportato ai 5.000 abitanti di Villa Puzzo. Diventa però allarmante se rapportato ai 150 abitanti della frazione di Quirra. Ma questa distinzione non è stata fatta da questo studio, che comunque non è stato l'unico. Infatti anche il Ministero della Difesa ha voluto indagare. Una strana e nutrita comitiva gira per il poligono militare di Quirra, in Sardegna. Ci sono scienziati, politici, militari e giornalisti, tutti in cerca di tracce di uranio impoverito o di qualsiasi altra cosa che possa spiegare l'alto numero di tumori che ha segnato la popolazione di Quirra, frazione di 150 abitanti a ridosso di bombe e bersagli. Le perizie dei geologi dell'Università di Siena per verificare la presenza di radioattività vengono fatte pubblicamente in un insolito sforzo di trasparenza voluto dal sottosegretario alla difesa, Cicu, ma i campioni sono prelevati davanti ai giornalisti in zone del poligono poco congrue, come questa altura dietro un albergo invasa dal gruppo di ricerca tra la sorpresa degli albergatori. Cioè voi poi successivamente avete deciso di approfondire? Ma abbiamo deciso di approfondire perché quel tipo di esame è stato individuato come limitato. Qui ho una mappa dove lei può verificare, noi non stiamo valutando i confini del poligono, ma il monitoraggio va esteso in maniera completa e globale a tutti i paesi viciniori, a tutti i comuni viciniori, per capire poi se eventualmente dal poligono si esce fuori e sino a dove arriva. Però questa è la situazione. Tutti gli approfondimenti sono in corso. Quindi io non escludo nulla, peraltro, non voglio escludere nulla, perché anch'io sono in attesa di avere un minimo di riscontro e anche di comprensione e di certezza rispetto a questo percorso. Un altro sospetto molto grosso è sui sistemi radar e sul sistema missile antimissile HAWK. Avete fatto delle indagini specifiche sull'inquinamento elettromagnetico? No. Però andrebbe fatta, perché il Salto di Quirra è costellato dai radar che consentono alla base operativa del poligono di seguire e intervenire sui lanci e sui radiobersagli. Sono strumenti potenti e molto sofisticati ed è impossibile paragonarli alle normali antenne e paraboliche. Mi risulta che anche diversi militari sono andati incontro a questo tipo di tumore. Allora, mio figlio si è ammalato di leucemia 1 anno e mezzo dopo aver finito il servizio militare a Quirra. Anche se io ho fatto delle domande, lui non ha mai detto niente. Ha detto solo, secondo il ragazzo, quando facevano le esercitazioni, che c'erano tutti i pezzi grossi
senza capire il pericolo al quale i nostri figli andavano incontro. Per loro era una festa, sbagliata però. Ma quanti soldi danno al comune per questo enorme territorio che vi utilizza? Sto sbagliando, 700-600 milioni l'anno dovrebbero essere, sì. Ma non è, guarda, questo è cash, pagamenti cash, ma lei non lo può valutare in questi termini il ritorno, Sono nate anche delle bestie con delle malformazioni, doppia testa. No, doppia testa no, ne nascono in tanti modi, cioè senza orecchie, con ecco, c'è quella particolarità che il feto non si completa. Non si completa. È inutile girare le cose, i veterinari lo sanno queste cose.